Fase 2, il giorno della riapertura per l'attività dai bar ai ristoranti ai negozi, gli esercenti pronti al rilancio, appello ai cittadini, sosteneteci. Tra le attività più attese quelle di parrucchieri, acconciatori e barbieri, subito al lavoro, prenotazioni e agende già piene, stamane a farsi tagliare i capelli anche il vescovo di Treviso. Chiese nuovamente aperte ai fedeli tra distanziamenti e regole da rispettare, ma l'emozione della partecipazione ha superato i disagi. Confermata la stangata per chi non porta le mascherine, ma il governatore Zaia guarda avanti. Se i dati lo consentiranno, dal 2 giugno obbligo solo nei luoghi chiusi. Caso centri estivi, la Regione vuole ripartire prima del 15 giugno. Entro la settimana un'ordinanza ad hoc e si studia anche di anticipare su cinema e teatri. Il punto dell'ULSS 2 sulla riapertura e l'emergenza non è finita. Fondamentale rispettare le regole. Intanto 0 casi positivi dal maxi screening al Palaverde. Primo giorno di operatività per il termoscanner a Palazzo Rinaldi a Treviso, lo strumento per rilevare febbre, fra un mese anche a Casugana. Presentato il nuovo cantiere per la sicurezza idraulica in zona Ghirada a Treviso, il sindaco non rinuncia alla stoccata contro l'ex giunta Manildo. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso che riparte prima di tutto come sempre con i dati del bollettino dell'azienda Zero sui contagi. Ovviamente parliamo dell'emergenza coronavirus, allora guardiamoli. I dati che confermano il trend del calo dei contagi con 18.960 casi positivi dall'inizio dell'emergenza, ma sono 3.847 quelli attualmente positivi, più 10 i casi positivi rispetto alle ultime ore. Come vedete i dati sono comunque confermati e costanti rispetto anche ai giorni scorsi, più 2 i casi positivi a Treviso. Sono 3.870 le persone in isolamento domiciliare, il dato sempre molto importante dei ricoveri, 534 le persone ricoverate in area non critica, tra positivi e negativizzati, 45 il numero delle persone in terapia intensiva, 5 i decessi registrati dalla mattina nelle ultime ore in Veneto, nessuno di questi registrato negli ospedali della Marca. Questi dunque i dati dell'azienda Zero da cui ripartire. Allora la parola d'ordine oggi è stata proprio ripartire. Ufficialmente partita oggi in questo 18 maggio molto atteso la fase 2, la riapertura di bar, ristoranti, negozi, chiese. Partiamo proprio dal rito del caffè alla bar che molti, sindaco Conte compreso, hanno ritrovato questa mattina. Sindaco, caffè al bar? Sì, finalmente l'espresso più buono del mondo. Primo caffè al bar in pescheria per il sindaco Mario Conte, 2 passi nei quartieri, poi in centro, qualche chiacchiera per strada per dare la carica a baristi e commercianti alle prese con una riapertura piena di incognite sulla quale comune e polizia locale non intendono infierire. Non ci interessa in alcun modo far cassa con i verbali, ci interessa però tutelare la salute dei cittadini, quindi gireranno per le attività, sensibilizzeranno, aiuteranno anche i commercianti a far rispettare le regole, però vedo che il senso civico dei nostri cittadini non sta deludendo. La gente è molto felice, dice finalmente possiamo gustarci il caffè al bar e soprattutto nella tazzina. Oggi si ricomincia con i platte attici? Sì, oggi per fortuna si comincia, anche comunque tra 1 metro di distanza tra un tavolo e l'altro è già positivo. Speriamo bene perché la gente deve aver coraggio di uscire. Turisti penso che per il momento non se ne parla e i nostri clienti adesso vediamo se, stando a quello che mi hanno chiamato ieri anche stamattina, dove essere il pienone, però dal dire e fare c'è sempre il mezzo al mare, come si diceva una volta. Comunque si vede che il primo giorno tanti stanno anche cercando di capire come gestire la situazione più che altro. Torniamo alla normalità lentamente, quindi è una bella cosa, dai. Buono caffè al bar. Era ora. Bisognerà adattarsi, che non è più un mordi e fuggi sto caffè. No, esatto. Che da una parte potrebbe essere anche interessante, insomma, di prendere un ritmo un po' più lento. In questo momento, anche se siamo stati fermi per un periodo, ci ha conosciuto più gente e quindi siamo soddisfatti del nostro lavoro
e dai, andrà tutto bene. Abbiamo appena riaperto oggi e fortunatamente i nostri vecchi clienti sono tornati, quindi siamo contenti, siamo speranzosi e vediamo che comunque c'è solidarietà nella gente e questa è la cosa importante. Noi siamo un gruppo di amici che sistematicamente ci ritroviamo la mattina al bar per fare 4 chiacchiere. Abbiamo sentito la mancanza di questo caffè mattutino e quindi oggi con grande gioia ci siamo ritrovati dopo tanto tempo. Caffè e bar, questa sera poi vedremo anche un focus sia nell'edizione straordinaria che poi a Ring, ne parleremo tra poco in diretta con il nostro Lucio Zanato tra i ristoranti di Treviso e poi i vari negozi del centro. Vediamo com'è andata. Ho aperto questa mattina per mettere a posto, preparare, ho aperto le porte per ariificare il locale e mi è entrata la signora a comprare un ombrello. È partita con un buon auspicio la riapertura per questo negozio di pelletterie in centro a Treviso. Un segnale di quanto fosse attesa questa giornata sia per i commercianti che per i clienti. L'unica cosa è sperare di poter lavorare, riprendere un po' quello che abbiamo perso in 70-80 giorni di chiusura. Le serrande alzate, le vetrine accese comunque hanno già sortito un primo effetto. Movimento sì c'è rispetto a prima, però penso che saremo molto lenti nella ripresa, purtroppo. Nel frattempo però sostegni e soprattutto sgravi economici pare proprio non siano arrivati. Siete riusciti ad avere comunque dei contributi, sovvenzionamenti dallo Stato, quelli attesi? No, ancora no. Anche questa mattina guardavo le fatture elettroniche, l'Enel non è mancata di mandare la fattura, anche se qualcuno aveva detto che venivano annullate le bollette e gli oneri fiscali, invece sono oneri fiscali da pagare. E non c'è negozio o attività dove oggi si sia respirata questa atmosfera tra timori e speranze. E tra le speranze la particolarità del commercio in centro storico. No, ci sono negozi fatti un po' così, no? Non sono negozi purtroppo asettici dove la gente va a fare la parte di chiacchierare, quindi ben venga, ci voleva, non ne potevamo più. Senta, ma si riesce a ripartire? Quello è il problema, come dicevo prima, della continuità, perché adesso magari c'è un momento in cui 2 mesi e mezzo di stop, a qualcuno è mancato, qualcuno magari anche per passare il tempo, prendere il tessuto, fa qualcosa, gli è mancato un po'. Bisogna vedere se poi ci sarà la fase, che non è la fase così di inizio, che poi non si sfanti un po' tutto. Insomma una grande incertezza tra questi scaffali in questi locali. Una situazione nuova anche per nomi storici, veterani di ogni vicenda economica. Un'incognita del dopo contagio che fa dire: tutti assieme dobbiamo darci una mano se vogliamo che la città resti viva e aperta. Bisogna che anche i nostri cittadini si diano da fare. Noi cercheremo di essere sempre presenti con la città bella, luminosa e con tante attrattive, però anche loro devono capire che in questo momento abbiamo bisogno di molto aiuto. E poi attesissimi riaperti anche i barbieri e i parrucchieri, norme ancora incerte però si lamentano gli addetti ai lavori. A tagliarsi i capelli questa mattina un cliente speciale. Non c'è stata possibilità finora, adesso ho avuto cortesemente un appuntamento e ne approfitto anch'io. Anche il vescovo Monsignor Michele Tomasi di buona mattina a tagliarsi i capelli nel negozio di barbiere di Piazzetta Ancilotto. Qui, come dai parrucchieri, appuntamenti fissati ancora prima della riapertura, tutto pieno per settimane. Ho preso appuntamento il primo giorno alle 8 stamani, me l'hanno dato subito. Senta, ma lei è stato anche uno tra gli ultimi clienti, diceva? L'ultimo cliente dell'ultimo giorno utile, sì. Già da una settimana che abbiamo fissato gli appuntamenti ai clienti, 2 lavora davanti, 1 lavora nei camerini. Finito un cliente si fa la pulizia, viene igienizzato e si fa entrare il cliente dopo. Ecco. Poi la gente come prende queste misure? Benissimo, ad oggi nessuno si è lamentato, tutto in regola, siamo contenti perché hanno capito che bisogna stare attenti perché comunque il virus è invisibile e non si può scherzare. A presentarsi in negozio clienti con chiome improbabili. Sinceramente sono riconoscibili, anni 70 con i capelli lunghi come una volta. Era 4 mesi che non venivo. È soddisfatto? Togliermi la lana, adesso sono contento. Si comincia a lavorare ma le norme sono incerte. Abbiamo appena aperto. E ancora le direttive non si sanno. Questa comporta che ognuno mette del suo, speriamo di far bene. Noi abbiamo già un'agenda piena per le prossime 3 settimane. È tanto diverso da come lavoravate prima? Ma diverso la mascherina, ovviamente
facendo un lavoro come il nostro, dove le donne le dobbiamo fare belle, vederle con la mascherina è molto difficile, soprattutto quando si lavora anche con la morfologia del viso e questo penalizza tanto, sì. Abbiamo visto tra i clienti speciali di questa mattina anche il vescovo di Treviso. Oggi le chiese nuovamente aperte ai fedeli. Siamo stati in una delle più amate della città di Treviso, quella di San Francesco, alla prima messa del mattino. Di San Francesco alle 9 del mattino sono tornate a richiamare i fedeli. Prima celebrazione aperta al pubblico, una porta per entrare, una per uscire. All'ingresso non l'acqua santiera ma il detergente per le mani, posti segnati da un talloncino giallo, mascherina in volto. Dei 500 che la chiesa poteva contenere ora si potrà arrivare al massimo a 180, ma malgrado questo nell'aria c'è emozione. La sensazione è sicuramente una sensazione di gioia, perché finalmente si può tornare a celebrare insieme il Signore, a trovarsi come comunità, a far salire la preghiera con una voce sola, insomma, ecco, i mezzi di comunicazione davvero sono stati una grazia in questo periodo, perché 30 anni fa non sarebbe stato possibile, come dire, ascoltare, ecco, la parola di vita attraverso la televisione. Oggi però, come dire, è un giorno speciale perché ci ritroviamo insieme e questo fa la differenza come Chiesa, sì. La Chiesa riaccoglie la gente nel giorno in cui si celebrano i 100 anni dalla nascita di Papa Giovanni Paolo II. Ci piace leggerlo come segno bello, anche qui, di un pastore che ha amato la sua Chiesa, l'ha guidata davvero con un cuore grande. Il momento dell'Eucarestia, quello più sentito e anche il più delicato a livello igienico. Il celebrante si disinfetta le mani, si infila i guanti e porge l'ostia senza toccare il fedele che la riceve, e questo a non tutti piace. Le precauzioni sono giuste, però io trovo assurdo che il Signore sia trattato con le mani con i guanti, perché il Signore bisogna metterlo al primo posto. Il Signore guarisce e non ammala. Ma in generale il ritorno in chiesa è salutato con soddisfazione. È stata una grande sensazione, bella dopo tanto, finalmente. Ma pregare a casa non è la stessa cosa? Assolutamente no. La chiesa, l'Eucaristia è tutta una gioia più grande. Un po' commovente, sì. Dopo 3 mesi riapre qualcosa. Speriamo che col tempo si ritorni tutto alla normalità, perché era un stress veramente. Andiamo avanti così, speriamo che Dio ce la mandi buona, di poter un giorno tirar via tutto sto bavaglio. Non si mangia che così, bisogna fare un passo a volta, ha detto che il vescovo ieri, pian piano che ne veniamo fuori. Bella perché tranquilla, serena, le distanze c'erano, anche il sacerdote ha disinfettato le mani prima di comunicarci, non mi è sembrato niente di... penso che si potesse fare anche prima. E proprio nel giorno della riapertura il governatore Luca Zaia annuncia di lavorare sul fronte anche dei centri estivi per un'anticipazione rispetto a quanto previsto dal DPCM, cioè il 15 di giugno. E sulle mascherine dice: se i dati lo permetteranno, dal 2 giugno saranno obbligatorie solo nei luoghi chiusi. La fase 2 è iniziata, saranno giorni decisivi prossimi per capire come si muoverà la curva del contagio con queste ulteriori aperture. Ma restano al momento ancora alcuni settori esclusi dalla ripartenza, parchi divertimento e Luna Park e poi tutte le strutture per l'accoglienza dei bambini. Nel DPCM su quest'ultimo punto si parla di una riapertura dal 15 giugno per la fascia 3-14 anni, lasciando esclusa quella 0-3. Il Veneto è pronto con le sue linee guida per i bambini da 0 a 14 anni e il presidente Zaia ha annunciato a breve una nuova ordinanza per anticipare l'avvio di questo servizio insieme ai parchi divertimento già dal 25 maggio o al più tardi dal 1 giugno. Vediamo di fare un'ultima ricognizione che l'assessore Lanzarin farà rispetto a tutte le ricognizioni e anche le linee guida che noi abbiamo prodotto, che possiamo assolutamente produrre in qualsiasi istante perché le abbiamo già scritte, e pensare di sbloccare anche la partita dei centri estivi. In settimana io un'ordinanza su questi temi la firmerò. Pronta poi già nelle prossime ore un'ordinanza per quanto riguarda il trasporto pubblico locale e ancora autorizzati i mercati, mentre per quanto riguarda gli hotel in arrivo una circolare per i buffet. Nel momento in cui il turista si avvicina al banco e ha modo di vedere, anche se protetto, magari ci sarà un plexiglass, ci sarà qualcosa che
che scherma un minimo, sta a distanza e dice guardi mi dia le melanzane grigliate, mi dia un po' di pollo, un po' di riso eccetera, e la consegna la fa l'operatore che impiatta e che è in sicurezza perché avrà la mascherina e i guanti. Poi c'è tutto il tema legato alla cultura, musei, teatri, centri culturali. Tutto quello che possiamo fare lo facciamo. Io sono disposto di metterci la firma. Però qual è il tema? Lasciateci il tempo di lavorare perché abbiamo un DPCM che ci lavora tanto contro su sto fronte. Tutto questo nel pieno rispetto delle misure di sicurezza, dal distanziamento alle mascherine ancora obbligatorie quando si esce di casa. Sto sacrificio, 10 giorni potevo farlo, sono esattamente il periodo che abbiamo previsto, se osservate la nostra ordinanza dura fino al 2 giugno, periodo guarda caso finestra per eventuale reinfezione. Se non ci saranno sorprese finisce che la mascherina diventerà semplicemente sarà da utilizzare solo in caso di mancato distanziamento sociale. Avere la mascherina a disposizione nel momento in cui ci si avvicina alle persone e si va nei locali chiusi. Ultima nota riguarda l'accordo sottoscritto tra Regione Veneto e la Provincia Autonoma di Trento, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna per gli spostamenti tra province confinanti per la visita congiunti. In questo caso sarà ancora necessaria l'autocertificazione. Per l'Emilia Romagna di Ferrara con Rovigo, per Treviso sarà Pordenone, per il Friuli Venezia Giulia, per Venezia sarà Udine e anche Pordenone, Belluno avrà Trento e Udine. Una delle battaglie del Veneto, ma non solo del Veneto, in realtà dei governatori che vanno al voto in quest'anno, in questo 2020, è quello sulle appunto elezioni regionali. Allora vi ricordo nuovamente il sondaggio che abbiamo lanciato, che abbiamo visto nel corso dei nostri telegiornali. Vi chiediamo, elezioni regionali, meglio votare a luglio? È la richiesta insomma del governatore Zaia, del Veneto, ma non solo, come dicevamo, una richiesta peraltro trasversale, ma molto portata avanti con forza dal Veneto. Meglio votare a luglio? Allora 0422 162 6691, se per voi la risposta è sì. 0422 162 6690 se per voi invece la risposta è no, cioè se per voi non è meglio votare a luglio e quindi è giusta la finestra che è stata preventivata dal governo, quella autunnale. Vi ricordo che lo squillo, la chiamata è gratuita, vi ricordo anche che se trovate occupato, molti ce lo chiedono, non importa, significa che comunque il vostro voto è stato registrato nel momento stesso in cui vi fate il numero che segnate in verde se volete dire sì, oppure che trovate segnato in rosso se volete dire no. L'esito di questo sondaggio questa sera a Ring, per capire un po' com'è la sensazione di voi telespettatori in merito a questo tema su cui si sta dibattendo a lungo. Torniamo all'emergenza coronavirus dal punto di vista però sanitario con il punto della situazione oggi dell'ULSS 2. Marca Trevigiana. Prima di tutto i dati forniti sui test effettuati dal Dipartimento di Prevenzione dal 4 al 14 maggio al Palaverde, che riguardavano, fra l'altro, anche le forze dell'ordine, protezione civile, farmacisti, lavoratori di provincia e prefettura. 6.591 persone, l'adesione è stata del 94%, i test serologici rapidi sono stati 10.869, i tamponi 412, positivi 0, quindi un ottimo risultato, significa che il virus ha difficoltà a penetrare ormai e questo è grazie ovviamente all'opera che è stata fatta. La buona notizia è che le 412 positive al test poi sono risultate negative al tampone. Non solo, ma questa mattina sono stati forniti anche i dati complessivi sui tamponi. Nel distretto di Treviso sono stati 55.051, 7.650 quelli nel distretto di Conegliano, 7.800 i tamponi eseguiti nel distretto di Asolo. Incoraggianti anche i dati sui ricoveri negli ospedali. Al Cafoncello una sola persona positiva al virus si trova ricoverata nel reparto di rianimazione, 5 invece ricoverate nel reparto di malattie infettive, 0 i pazienti in pneumologia. Gli ospedali di Montebelluna, Conegliano e Castelfranco sono Covid-free, ormai da tempo. In totale i pazienti positivi ricoverati negli ospedali della provincia sono 21. Nell'ospedale di comunità di Vittorio Veneto ci sono ancora 7 persone Covid positive, lo terremo ovviamente aperto l'ospedale di comunità
anche per accogliere nel momento in cui ci possono essere casi di positività che hanno bisogno del periodo, chiaramente sono positivi magari asintomatici, hanno bisogno di un periodo di quarantena, se non possono andare a casa in isolamento, l'ospedale di comunità ci aiuterà a ovviamente supportare le famiglie. Negli ultimi 15 giorni ci sono stati 0 ricoveri in terapia intensiva. I dati provvisori sul secondo giro di tamponi nelle RSA della Marca indicano che su oltre 11.000 persone controllate, solo l'1,89% è risultato positivo al virus. Sono 468 i test effettuati nei centri disabili, di cui è risultato positivo solo lo 0,34%, leggermente più alta la media nei 483 centri ecclesiastici controllati, è dell'1,65%. Inoltre, per quanto riguarda i tamponi al GRIS, sono in corso proprio oggi, ha precisato Benazzi, perché avevamo l'ordine di farli ogni 20 giorni e l'abbiamo rispettato. L'importanza dunque di tenere alta l'attenzione ovviamente sul contagio, e allora operativo da oggi a Palazzo Rinaldi, lo sarà fra un mese circa anche a Cassugana, il termoscanner. D'ora in avanti a Palazzo Rinaldi, sede del Comune di Treviso, si potrà accedere dopo essere transitati di fronte alla termocamera, un dispositivo per misurare la temperatura. Non si dovrà toccare nulla. Si parte da Palazzo Rinaldi perché è la sede con maggior afflusso di pubblico e con maggior numero di dipendenti. Le caratteristiche sono quelle di intercettare la persona all'ingresso e di valutarne la temperatura. Nel caso la temperatura fosse superiore ai 37,5, nel caso di un dipendente chiederemo di segnalare al medico competente, che è il medico del lavoro. Nel caso di una persona che provenga dall'esterno, le chiederemo di non entrare e poi di contattare immediatamente il suo medico curante. Un dispositivo assolutamente attendibile, spiega l'assessore Manera. Per ora lo sperimenteremo per un mese, spiega. Decideremo poi di installarlo anche a Cassugana e nella sede della Polizia Municipale. Sarà ovviamente rispettata la privacy della persona. Segnalo che tutto questo, nel caso dovessimo trovare una persona positiva dall'esterno, verrà fatto assolutamente con la massima privacy, quindi non c'erano allarmi sonori, non c'era nulla, verrà solo informata la persona di cautelarsi tornando a casa e restando a casa. Per il momento l'accesso agli uffici di Palazzo Rinaldi è su appuntamento. Intanto noi stiamo lavorando ancora per appuntamento per la maggior parte delle attività, sia le attività di sportello, diciamo quindi l'anagrafe eccetera, sia per quello che riguarda l'edilizia, l'urbanistica. Stiamo lavorando molto bene peraltro, quindi lo smart working ha funzionato molto bene, ma successivamente quando riapriremo tutte le funzioni è quello comunque, se possibile, andare tramite appuntamento e comunque di recarsi e di evitare affollamenti. E quindi continua l'attività anche dell'amministrazione, fra poco vedremo un cantiere importante per la sicurezza idraulica alla Ghirada dopo la pubblicità. Rieccoci in studio in diretta. Allora, ha presentato questa mattina a Cassugana il nuovo cantiere per la sicurezza idraulica in zona Ghirada, costo 750.000 euro, e c'è anche una stoccata polemica del sindaco e dell'assessore di reparto alla precedente giunta. Proprio gli ultimi giorni della campagna elettorale, che poi hanno visto questa maggioranza vincere, la Ghirada è andata sotto acqua, segno evidente che quanto era stato fatto o non era sufficiente o non era corretto. Non ha lesinato la stoccata alla giunta di centrosinistra al suo predecessore Giovanni Manillo, il sindaco Mario Conte, nella presentazione del cantiere di sistemazione idraulica a sud di Treviso. L'intervento sul Rio Fuin, uno dei canali della città d'acqua che nei secoli è stato in parte interrato, in parte intubato, con il risultato che ad ogni pioggia intensa che abita tra Sant'Angelo, San Zeno e San Lazzaro si trova l'acqua nei garage e non solo. Quella zona, la zona Ghirada, che da troppi anni vive con l'incubo degli allagamenti, quindi un segnale importante che noi diamo ai quartieri, al quartiere di San Zeno, alla zona Ghirada, con anche una riqualificazione ambientale che vedrà proprio le zone limitrofe al cimitero diventare protagoniste da un punto di vista di riqualificazione e di riforestazione. Quasi 750.000 euro l'importo dei lavori, con tanto di condotta sotto al terraglio e il relativo bacino di espansione. Si scaverà metà terraglio alla volta, lasciando l'altra metà in doppia corsia per il flusso delle auto. Una condotta del diametro di 2 metri che partirà da lì e andrà fino al nuovo progettato bacino di invaso che sarà a nord del cimitero e quindi permetterà di un deflusso più veloce dell'acqua. Il bacino di invaso viene ridotto di 1/3 perché lo adattiamo alle esigenze della zona Ghirada.
vengono aumentate le sezioni in vari tratti del fiume Fuin e risagomate anche le tombinature in calcestruzzo dopo via Zermanese. Assessore che non nasconde l'evidenza che si debba reintervenire su opere già fatte, e questo al di là dello sviluppo urbanistico della città e dei cambiamenti climatici. Un dato per tutti: attualmente il deflusso calcolato dell'acqua della zona Ghiada è di 700 litri al secondo. Con il progetto avremo un deflusso di 2400 litri al secondo, quindi più che triplicato il deflusso attuale. E adesso le notizie dal Bellunese. Il giorno dell'inizio della fase 2 anche a Belluno, il centro sin dalle prime ore di questa mattina è tornato a ripopolarsi, i commercianti tra entusiasmo ma anche i comprensibili timori per il futuro. Siamo entusiasti sicuramente, abbiamo tanta paura, non sappiamo cosa ci aspetta, però abbiamo voglia di ripartire, noi non molliamo. Lo scoccare del consueto orario d'apertura di negozi e bar è risuonato come un urlo di gioia e di liberazione fra i commercianti, ha fatto riecheggiare il rumore dei passi e il vociare delle persone che si sono riversate in centro con uno spirito nuovo. Belluno archivia le misure di contenimento e si avvia verso la fase della rinascita. Il biglietto da visita, un video emozionante che annuncia la riapertura delle attività. C'è bisogno di positività, la paura va scacciata solo attraverso il coraggio e la forza perché abbiamo nel DNA la voglia di ripartire. È un po' il primo giorno di scuola, quando ti siedi in una città nuova, una nuova classe, non hai i compagni, ti riguardi, sei un po' smarrito, però dici ok, il libro ce l'ho davanti, studiamo, andiamo avanti. È stato un periodo molto duro per tutti, siamo contenti di riaprire, ma siamo contenti soprattutto di vedere la città che vive di nuovo, no? E io spero, come sperano credo tutti i miei colleghi, che si sia compresa l'importanza anche dell'apporto che danno i negozi alla vitalità dei centri storici. Ci auguriamo tutti quanti che lo spirito sia quello da parte della popolazione del territorio di ritornare a popolare il centro. Quello è l'augurio che ci facciamo tutti noi per aver voglia di ritornare alla normalità. Affollati i tavolini dei bar affacciati all'Eston, il salotto buono della città. Per organizzare c'è stato un bel po' di lavoro, abbiamo dovuto pulire tutto, mettere tutto a distanza, adesso più o meno dovremo essere pronti per quelle che sono le regole del Covid. Felice di rivedere i suoi clienti? Sì, felicissimo, siamo contenti di essere tornati. Poi c'è il fronte sanitario, l'andamento positivo della curva epidemiologica non deve fare abbassare la guardia, l'ha detto oggi il direttore generale dell'ULSS Dolomiti in occasione dell'avvio della fase 2. Nelle strutture sanitarie bellunesi intanto cala drasticamente il numero dei ricoverati. L'ultimo decesso risale a ieri, quando anche per l'unico paziente ancora ricoverato nella terapia intensiva del San Martino di Belluno, un 70enne residente nel Feltrino, si è spenta ogni speranza di vita. Un'amara fatalità, dice il direttore generale dell'ULSS Dolomiti Adriano Rasi Caldogno, che questa mattina nel consueto punto stampa settimanale ha confermato, dati alla mano, l'andamento positivo della curva epidemiologica nel bellunese. Gli attualmente positivi sono 334, 610 le persone in isolamento fiduciario, 8 i ricoverati in area non critica nei reparti Covid dell'ospedale di Belluno, 19 complessivi pazienti degenti negli ospedali di comunità di Belluno e Agordo. Oggi è partita la fase 2, quella della riapertura di tutte le attività sospese durante il periodo di restrizioni imposte per motivi di salute e di sicurezza. La misura delle misure per tutti i cittadini da qui in avanti resta l'uso obbligatorio della mascherina. Attenzione, l'uso della mascherina è non solo raccomandato ma è obbligatorio nella nostra regione e il mancato utilizzo della mascherina può
far andare incontro a delle sanzioni che sono anche significative, dai 400 ai 3.000 euro. E quindi non soltanto una raccomandazione, ma un obbligo ben preciso che deriva dalla responsabilizzazione che ciascuno di noi deve avere nei contatti con gli altri per interrompere la potenziale catena del contagio. Oltre alla mascherina si ricordano l'importanza dell'igienizzazione delle mani e il distanziamento fisico. Prevenzione e sorveglianza attiva restano un imperativo per la direzione dell'azienda sanitaria bellunese, che continua a mantenere il primato proporzionale alla popolazione residente del maggior numero di tamponi e test effettuati: 27.515 tamponi eseguiti da fine febbraio ad oggi, 5.500 dei quali solo la scorsa settimana, grazie anche all'attivazione della modalità drive-in. Si consolidano anche i dati relativi al riavvio dell'attività sanitaria ordinaria. Le visite ai degenti nelle aree non Covid degli ospedali bellunesi restano ancora in stand-by a tutela della sicurezza dei malati e del personale sanitario e debbono essere concordate con i reparti di degenza dopo il nulla osta della direzione medica. E adesso, come sempre, il nostro appuntamento con i bimbi in TV. Stasera i video di Evan di Spresiano, Nicolas di Povegliano, ma anche Samuele e Stella di Mirano. Cosa stai facendo, Evan? Dai nonna Pina! Dai nonna Pina! Bravo! Ciao a tutti, sono Nicolas. In questi giorni che si sta a casa da scuola, io ho raccolto bei minerali da vendere. Purtroppo però i clienti sono solo mamma e papà. Ma quando finirà questo coronavirus andrà meglio. Ciao a tutti! Che tocca a me adesso? Tocca a me. Ok, una volta. Ok, no. Piano piano. Lo vedi mamma? No, vai giù, piano piano. Giù. Qua? Grazie. Così? E qua mi tocca lì la bocca. Hai visto che bello? Stella. Che maniere. Complimenti come sempre ai nostri piccoli protagonisti. Allora continuate a mandarci i vostri video, le modalità sono quelle che vedete in sovraimpressione. 351 175 5340, il nostro numero WhatsApp. Ricordatevi di segnare il nome dei bimbi, anche da dove chiaramente chiamate, da dove mandate il vostro video. Tenete presente che poi Bimbi in TV va oltre l'emergenza coronavirus, quindi continuate a mandarci i vostri video. Se è vero che si allentano progressivamente poi le limitazioni, noi vogliamo continuare a vedere i vostri racconti delle vostre giornate viste attraverso appunto gli occhi dei più piccoli, quindi continuate a mandarci. Vogliamo vedere anche le vostre vacanze, sempre attraverso la lente di ingrandimento dei nostri piccoli telespettatori, quindi continuate a mandarci i vostri video, i video di Bimbi in TV, e noi continueremo a mostrarli ogni sera come sempre. Siamo in chiusura. Vi ricordo l'appuntamento con Ring dopo la nostra edizione straordinaria come sempre. Allora tantissimi temi in questa giornata importantissima della cosiddetta fase 2 e quindi con la riapertura dell'attività. Ovviamente avremo, come avevo già annunciato, dei collegamenti con alcuni ristoranti che aprono proprio in queste ore a Padova, a Treviso, con i nostri inviati Federico Fusetti a Padova e Lucio Zanato a Treviso. Parleremo di fase 2, di rilancio economico, ma anche di politica con il sindaco di Treviso Mario Conte, che è anche presidente di ANCI Veneto, e la polemica di queste ore sui fondi non arrivati per i comuni veneti e per le zone rosse resta ancora forte. Poi Alessandro Luigi Bisagni
avvisato il segretario del Partito Democratico del Veneto, l'onorevole Marco Marin di Forza Italia, Elena La Rocca del Movimento 5 Stelle e poi ancora gli altri due contendenti alle regionali 2020 insieme a Zaia, ovvero Enrico Cappelletti del Movimento 5 Stelle e Arturo Lorenzoni del Veneto che vogliamo. Questi gli ospiti di Ferdinando Varino questa sera a Ring, una puntata nella quale poi ci sarà l'esito del sondaggio che rivediamo anche in chiusura, il sondaggio che vi stiamo chiedendo nel corso dei nostri telegiornali, cioè elezioni regionali, meglio votare a luglio? Sì, 0422 162 6691, no 0422 162 6690, la chiamata come sempre è gratuita. Adesso il meteo, poi con Daniela Sizia l'ultima parte della nostra edizione straordinaria prima della prima serata con Ring. Arrivederci. Bentrovati al meteo. Un centro di bassa pressione raggiunge l'Italia, ecco che anche sul nostro territorio ne avvertiremo le conseguenze con un tempo decisamente variabile. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto sarà spiccatamente instabile con al mattino rovesci e temporali un po' a carattere sparso sulla nostra regione, alternati a parentesi più asciutte con ampi spazi di sereno, questo soprattutto nelle ore pomeridiane, fenomeni via via in esaurimento entro la serata. Temperature stazionarie minime fino a 19 gradi, valori massimi compresi invece tra i 21 e i 23 gradi all'incirca. Poche novità poi sul Friuli, Venezia, Giulia, anche qui avremo qualche annuvolamento con qualche locale precipitazione, ma non mancheranno anche delle ampie schiarite soleggiate con il passare delle ore. Temperature minime tra 17 e 20 gradi, massime comprese invece tra i 23 e i 25 gradi. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, anche qui lo scenario sarà simile con piogge diffuse, ma anche in questo caso migliorerà entro la notte. Temperature minime sui 15 gradi, valori massimi sui 24-25 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.